0602 000 000 10 19 71. Va ora in onda Filo Diretto. Un filo diretto alquanto speciale, quello con il professor Ugo Volli. Si parla di social, si parla di TV, di radio, di giornali, si parla di un nuovo tipo di comunicazione, per la quale potete entrare in diretta da questo momento chiamando 0266203529. Salutiamo Ugo Volli, salve. Salve, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Sì, queste sono conversazioni che io faccio sulla comunicazione, cercando di mostrare dei punti di vista diversi che possono essere anche utili a interpretare quello che succede nel dibattito politico. Una delle mie tesi è che tutta la comunicazione è politica e soprattutto che la politica è tutta comunicazione, salvo quando si arriva proprio agli estremi, alla politica delle armi, di cui per fortuna noi siamo molto lontani. Forse la guerra non è comunicazione, forse sì. Certamente la politica di tutti i giorni è comunicazione, nel senso che il problema della politica è quello di ottenere il consenso degli lettori, di farsi capire, e per fare questo non solo ogni momento è necessario spiegare, comunicare, far capire, ma ogni singolo atto, questo è il punto fondamentale, ogni singolo atto di governo, ogni singolo atto di parlamentare, ogni singolo atto che svolgono gli amministratori comunali, regionali, eccetera, eccetera, è un atto di comunicazione. Perché? Perché scegliendo un certo tema piuttosto che un altro, un certo intervento piuttosto che un altro, si indica agli elettori, agli interlocutori, anche agli avversari, si indicano dei valori, cioè si indica che ci importano certe cose, no? Allora se si sottolinea il tema dell'immigrazione invece che il tema dell'accoglienza, per usare delle parole che sono già degli slogan, è evidente che si sceglie una certa comunicazione. Allora, qual è il tema fondamentale? Qual è l'oggetto fondamentale della politica? Lo dicevo prima, è avere il consenso degli elettori, o meglio rappresentarli, essere il loro delegato. Per fare questo è chiaro che ci deve essere una coincidenza tra le cose che importano agli elettori, ai cittadini, alle persone, se vogliamo metterli tutti assieme li possiamo chiamare popolo, e l'azione che si fa. Quindi fare degli atti che corrispondano agli interessi, alle preoccupazioni, ai desideri, alle scelte, ai valori degli elettori, dei cittadini, del popolo, eccetera. Questo è il punto fondamentale, in cui c'è una guida centrale, c'è una cosa particolarmente importante che è la coerenza, no? Si tratta di essere coerenti, cioè di fare delle scelte che corrispondano a una linea. Non a caso si parla di linea politica, perché la linea è una cosa che continua, no? Che è sempre che indica una direzione, che va in un certo senso. E quindi la politica è comunicazione proprio perché indica il fatto di avere fatto delle scelte e chiede agli elettori, ai cittadini il loro consenso, e insieme pretende o cerca di esprimerli, in qualche modo di anticiparli, di guidarli, perché poi non è che le masse delle persone abbiano le idee sempre chiarissime o sempre coerenti o sempre senza confusioni, no? Ovviamente ciascuno di noi è preoccupato di
di mille cose, non è che normalmente in testa alla gente il punto centrale sia come voterà domani una certa commissione del Parlamento o come sarà fatto un certo provvedimento di legge che viene approvato dai Consigli dei Ministri. E però è chiaro che alla fine quella legge, quel provvedimento, eccetera, incidono sulla nostra vita quotidiana e noi ci aspettiamo che incidano in un senso che ci va bene e non nel senso che ci va male. Questa è un pochino la macchina fondamentale della comunicazione politica e fa sì che, almeno in un regime democratico, ogni atto politico sia sempre un atto comunicativo. È vero anche un po' l'inverso, cioè è vero che comunicare è sempre un'attività di tipo politico. Di solito abbiamo l'idea che comunicare vuol dire spedire un messaggio a qualcuno, no? Oppure che i giornali, la televisione, eccetera, ci dicano delle cose, eccetera. Ma sotto la parola comunicare, tutti noi, se ci badiamo un attimo, sentiamo la parola comune. No, comunicare vuol dire mettere in comune, vuol dire condividere essenzialmente. No? Allora è comunicazione, per esempio, anche il cinema non dà notizie, o le serie televisive non danno notizie, non ci informano su quello che succede in questo momento in un qualunque fronte caldo del nostro pianeta, del nostro paese. E però in qualche modo il tipo di vicende che seguiamo su una serie, il tipo di chiacchiere che ci facciamo attorno, anche in qualche modo il tipo di discorsi che facciamo a casa sulle cose che vediamo, che sentiamo, eccetera, sono cose che costituiscono una massa comune di pensieri, di sentimenti, di volontà, eccetera, che è politica. Anche quando io parlo con un mio amico e commento con lui quello che vedo, quello che succede, le ragioni per cui sono contento, le cose che fanno i miei figli, le cose che non fanno, eccetera, in qualche modo dentro questa comunicazione, dentro questo sentire comune che giustifica una conversazione, c'è sempre una attività, un senso politico, o forse c'è la base di quella che è la politica nel senso formale alto. Quindi, ripeto, la comunicazione è sempre politica, la politica è sempre comunicazione. Allora, in una circostanza come questa, in una radio che è una radio politica, bisogna chiedersi com'è una buona comunicazione politica, no? Come funziona una buona comunicazione politica. Allora, non bisogna pensare solo in termini, diciamo, elettorali, in termini di politica come formalizzata durante le campagne elettorali, gli slogan, i cartelloni, i manifesti, i comizi e tutte queste cose, perché queste sono cose che fanno parte della pratica politica, della pratica della comunicazione politica, ma sono la parte più estrema, diciamo, più visibile, più identificabile, che spesso ha il difetto di essere unidirezionale, cioè di partire da noi e arrivare agli altri. Invece il problema è quello di condividere, per l'appunto, di avere una comunicazione che sia compresa e condivisa e che incontri gli altri. E per questo nelle trasmissioni scorse ho molto insistito sulla novità, sul cambiamento, sull'importanza dei social media, cioè sul fatto che siamo in una situazione in cui forse per la prima volta da molto tempo le persone hanno modo di esprimersi, di dire quello che credono, che vogliono, eccetera, e lo fanno per lo più usando dei mezzi elettronici. L'ha sempre fatto chiacchierando
in piazza, chiacchierando al bar, chiacchierando dal quartiere, chiacchierando sul lavoro, scambiando opinioni con gli amici, eccetera. Questo è sempre stato assolutamente importante nel nostro modo di essere, di pensare, e in qualche modo la base della fondazione della comunità, il fatto di parlarsi. Questo è un vecchissimo discorso, non voglio fare troppo il professore, me lo diceva già Aristotele, che gli esseri umani sono speciali rispetto agli altri creature della natura, gli altri animali, eccetera, perché hanno il linguaggio, e il linguaggio è quella cosa che gli permette di costruire la polis, cioè la città, la comunità, questa è una parola greca importantissima che sta alla base della politica. E quindi il fatto di parlarsi, di scambiarsi opinioni, idee, pensieri, di sentirsi insieme su certi temi, oppure di discutere anche veramente con persone che la pensano in maniera diversa e poi di trovare o meno una soluzione, tutto questo è sempre stato una base della vita collettiva di una città, di un paese, di un popolo, di una religione, di qualunque forma di socialità organizzata. La differenza è che tutto questo avveniva fino a pochi anni fa, avveniva essenzialmente in maniera diciamo artigianale, avveniva faccia a faccia, avveniva senza l'aiuto della tecnologia. La tecnologia, semmai, nell'ultimo secolo e mezzo, aiutava a produrre dei grandi modelli, delle grandi comunicazioni di massa in cui delle sorgenti molto potenti, delle persone o delle istituzioni molto potenti ci davano dei contenuti, e in qualche modo sembravano sovrastare questa nostra conversazione continua di tutti i giorni. Quello che è successo negli ultimi 10-15 anni è che la tecnologia è arrivata a potenziare, ad aiutare a far funzionare meglio questa rete comunicativa, che è diversa dalla comunicazione di massa, che è una comunicazione essenzialmente paritetica, essenzialmente fatta fra persone che in qualche modo si sono incontrate e si conoscono, si suppongono di conoscersi, si sono accettate. C'è un rapporto molto stretto fra quello che succede nella vita reale, diciamo nella vita fuori dai media, in cui noi incrociamo tanta gente, tra questi selezioniamo per caso o per storia, per le combinazioni che accadono, i nostri amici, i nostri conoscenti, quelli che in qualche modo seguiamo e conosciamo, fa questo livello, che è il livello diciamo del mondo reale, e il livello della rete o dei social media, in cui conosciamo, incontriamo per caso, per comuni amicizie, perché per interessi comuni, per lavoro, eccetera, delle persone, e intratteniamo con loro una conversazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo vedere che cosa fanno nell'ambiente della rete, possiamo vedere che cosa mettono sulla loro pagina, possiamo vedere le fotografie che pubblicano, possiamo vedere le loro battute, le loro risposte e così via, e magari anche questa attività un po' riassuntiva ma interessante, che è quella di dire questa cosa mi piace, no? Il like che c'è su Facebook o che c'è su Instagram, eccetera. Allora c'è un parallelismo, solo che questo parallelismo è come rispecchia la differenza fra ciò che è tecnologico e ciò che non lo è, fra andare a piedi e andare in macchina. Per molti punti, per molti aspetti, per molti punti di vista, andare a piedi è meglio. Lo dico perché in questo momento sono in montagna e camminare mi piace molto, e però certamente andando in macchina si va più lontano, si va più in fretta, si ottengono tanti vantaggi. Allora lo stesso vale per la comunicazione,
è chiaro che comunicare a faccia, parlando nella piazza del paese, al bar, nei circoli, nei luoghi, dove ci si incontra è più facile e anche più vero, nel senso che tutta la persona è coinvolta, c'è un ambiente reale, eccetera, eccetera, però è chiaro che quando questa cosa diventa tecnologica assume un maggiore potere che consiste nel fatto di essere in qualche modo inglobato in una rete che è universale, perché c'è più facile accedere agli amici degli amici degli amici, cioè in qualche modo ad arrivare a una situazione di comunicazione molto estesa, eccetera. Questo è il vantaggio della rete. Che funziona, questo è il punto centrale, soprattutto sulla base di un meccanismo a cui noi non facciamo tanto caso, che è il meccanismo della condivisione, cioè viene chiamato in vari modi, i diversi social media, condividere, retweetare, mettere sulla bacheca, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente vuol dire che un certo contenuto, una certa opinione, una certa notizia, una certa fotografia che io ho visto sulla pagina di un mio amico, me la riprendo e la faccio mia e la comunico a tutti gli altri miei amici e questi possono farlo ancora. In questa maniera si formano delle ondate anche molto potenti di opinioni pubbliche che hanno la capacità, che è assolutamente fondamentale in questo momento per la politica di questi anni, di sostituirsi, di contrastare, di funzionare in maniera alternativa rispetto alle fonti tradizionali di informazione, cioè ai giornali, alle radio, a questa radio, ma soprattutto alle radio, quelle grandi e grosse, ai quotidiani, alle notizie televisive, eccetera. Cioè si è creata una rete abbastanza complicata, molto diffusa, che coglie ormai più dei 2/3 degli italiani in generale, delle persone almeno dei paesi più sviluppati, e permette loro di scambiarsi queste opinioni, di generalizzare, di far funzionare quelle che colpiscono di più, che piacciono di più. Si può pensare anche da questo punto di vista a una specie di parallelo fra vita reale e vita sui social media e vita comunicativa, nel senso che ogni volta che io pubblico un certo contenuto sulla mia bacheca di Facebook, lo sottopongo a una specie di votazione istantanea o di referendum istantaneo, no? Tutti i miei amici, almeno tutti quelli che lo vedono, possono dire se gli piace o non gli piace, possono commentare e possono eventualmente riprendere e diffondere. Le cose che funzionano in rete, le cose che si generalizzano, le cose che passano e che fanno informazione, sono le cose che in queste votazioni, che sono istantanee e seriali, no? Che continuano, perché i miei amici votano su quello che ho messo io, se magari uno dei miei amici la riprende, i suoi amici votano su quello messo lui, e se un altro lo riprende ancora, questa votazione continua ancora, e alla fine il risultato non lo vede nessuno, perché nessuno ha una mappa completa di quello che gira in rete, però è abbastanza chiaro che certe cose, che sono quelle che interessano, che sono quelle che premono, passano, girano, si ritrovano su molte bacheche, attuano una comunicazione di tipo reticolare che è potentissima,
e questo lo si vede in certi casi. La maggior parte di questa comunicazione poi sono, non so, canzoni, i gattini, le cose tenere, i bambini e queste cose qui. Però oltre a queste girano anche nella rete delle idee, delle opinioni, delle esigenze, dei bisogni, e cioè quella che in termini della ricerca sulla comunicazione di massa noi chiamiamo un'agenda, cioè le cose che alle persone importano, le cose che bisognerebbe fare, eccetera, eccetera. Professor Volli, la interrompo un attimo perché abbiamo una chiamata allo 0266 203529. La vogliamo ascoltare? Molto volentieri. Sentiamola, prego, pronto? Ecco. Pronto. Professore, mi chiamo Cosmo Nitrano di Luce al Vero. Luce al Vero, @gmail.com, l'indirizzo mail per approfondire quello che in sintesi è la prima cosa che le chiedo, se lei gradisce un'interlocuzione, un confronto, per ripromettermi di ripresentarmi nella prossima occasione con lei. Ora mi limito a dire che sono sostanzialmente pressoché in disaccordo su tutto quello che ha detto, a partire dal concetto che saremmo in un regime democratico. Secondo me non c'è alcuna democrazia. Quando si usa il termine comunicazione è una cosa ben diversa dall'intendere la comunità. Comunicazione, se uno usa questo termine, è solo per dire di voler mettere a conoscenza altrui di un proprio pensiero, di una propria opinione. Il concetto di comunità è un'altra. Per politica, l'ultima cosa, la ringrazio, la saluto, significa concretamente occuparsi del futuro. Se in senso passivo qualunque cosa, anche se uno tiene le mani in tasca, quando sta subendo un borseggio sul mezzo pubblico, anche quello influisce tra virgolette in un corso politico, perché non interviene, ma è un discorso passivo. La politica invece è un impegno consapevole, assiduo, costante per occuparsi del futuro, e la parola democrazia vuole politico ogni cittadino ad occuparsi del futuro per il bene comune. La ringrazio, alla prossima, grazie Semi, grazie a Radio Padania. Grazie al nostro ascoltatore. Allora approfittiamo per fermarci, professor Volli, per qualche istante. Abbiamo la pausa delle 17:30, poi ritorniamo insieme e potrà rispondere a questo ascoltatore, ok? Benissimo, grazie. A tra pochissimo. Segui la Lega. Da Lampedusa a Milano, da Taranto a Ventimiglia, la Lega è un laboratorio di idee e passione civile sempre in movimento. Segui le sue manifestazioni, i meeting e le feste. Solo su RPL, l'agenda degli eventi aggiornata provincia per provincia, le interviste con gli organizzatori e i collegamenti con i nostri inviati. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
poco a poco, passo passo, voglio fregar saudade do Brasil, saudade do... Siamo in diretta su RPL con il professor Ugo Volli, si parla di comunicazione e voi, se lo desiderate, potete intervenire in diretta chiamando 0266203529, il tutto sulla radio che porta il nome di RPL. A lei la parola, professore. Grazie, bentornati ai nostri ascoltatori. È interessante, c'è stato un intervento, c'è già stata una chiamata, per chi non avesse seguito la trasmissione finora, c'è già stata una chiamata di un ascoltatore ed è stata dal mio punto di vista molto utile, molto interessante. Vorrei fare due considerazioni. La prima è che questa chiamata è puramente formale, questa considerazione è che vorrei dire che questa chiamata mostra la differenza fra la comunicazione di massa, la comunicazione radio e la comunicazione in rete. Essendo questa trasmissione dentro una comunicazione di massa come una radio, la radio, e in questo caso io perché che vi compaio, qui sono ospite nella radio, ha molta più capacità di parola dell'ascoltatore, mentre sarebbe bello poter parlare, poter continuare a discutere e a dibattere, cosa che è assolutamente naturale in rete. Certamente potrebbe anche succedere che l'ascoltatore poi richiamasse, eccetera, eccetera, però normalmente c'è un flusso di discorso da parte dei mezzi di comunicazione di massa, da parte della televisione, da parte della radio, da parte dei giornali, da parte in qualche modo anche dei cinema e delle serie, che sono più forti, più potenti delle altre opinioni, delle opinioni in particolare dei loro ascoltatori, fruitori, lettori e così via, e mentre in rete in realtà è proprio vero che chiunque in qualche modo si espone a un dibattito su basi parietiche. Certamente può cacciare via un suo interlocutore fastidioso, bannandolo come si dice, ma questo lo esclude l'ascoltatore fastidioso, il lettore fastidioso dalla sua bacheca, ma non dalla rete, e in realtà il discorso è comunque, continua ad essere paritetico, nel senso che comunque tutti sono insieme fruitori e produttori di comunicazione. La interrompo ancora perché, a proposito di ascoltatori, c'è un'altra persona che vuole parlare in diretta allo 0266203529. L'ascoltiamo. Pronto? Eccoci. Pronto. Allora, sono Walter, chiamo dal Friuli Venezia Giulia e ho 67 anni e sono anche presidente di un'associazione di volontariato che si occupa di persone con una certa disabilità psichica, diciamo che viene dall'alto carico. Ma questo, come dire, non è in conflitto con la domanda che vi faccio, perché da noi, per esempio, la comunicazione è una cosa che non è una cosa così difficile, ma è una cosa molto complessa. Allora, chiederei al professore proprio se mi spiega un po' la differenza, oppure del perché noi parliamo prima di formazione, poi di informazione e poi di comunicazione. In tutte queste parole c'è dentro la parola azione, ok? Riteniamo che a volte l'informazione e la formazione non passi per comunicazione, e questo, secondo la nostra modesta opinione, quindi l'opinione di un'associazione che si chiama Psiche Friuli, che potete trovare anche su internet, esistiamo dalla chiusura dei manicomi. Ecco, questa cosa crea una grandissima confusione alle persone. Grazie per la risposta. Ciao, grazie mille a Radio Padania, grazie mille. Grazie, cercherò di rispondere.
Analizzando i fenomeni sociali, bisogna guardare alle cose e non alle parole, prima di tutto. Allora, il fatto che noi abbiamo 3 parole o 5 parole o 10 parole per dire delle cose non vuol dire che ci sono 10 cose, vuol dire che noi cogliamo un certo aspetto. Allora, qui si tratta della differenza nella questione del lettore fra formazione, informazione e comunicazione. Normalmente per formazione si usa parlare, usando questo termine, dell'attività pedagogica che viene svolta per, così dire, per dare forma alla mente per esempio dei giovani, di quelli che imparano, eccetera, eccetera. È una parola che deriva in parte probabilmente dal tedesco, da Bildung, che vuol dire appunto dare forma, ed è un certo modo di intendere l'educazione o l'istruzione, quindi che vuol dire non semplicemente far imparare delle cose o delle nozioni, non semplicemente addestrare, un'altra parola chiave da questo punto di vista, ma far sì che si formi la personalità dell'allievo. Questa formazione poi può essere fatta con i ragazzi, può essere fatta poi con gli adulti, sempre con l'idea di aiutarli a definirsi nella loro individualità più precisa, fornendo degli strumenti per esprimersi in qualche modo. Quindi è un'attività di assistenza, aiuto di tipo pedagogico, sempre importante, sempre nobile, eccetera, che comunque suppone una certa diseguaglianza, nel senso che esiste un formatore e un formato, no? Qualcuno che sa già, conosce già, che aiuta qualcun altro generosamente o per il suo lavoro a formarsi. Questo è il primo concetto come lo conosco io. Il secondo concetto, quello di informazione, sì, c'è dentro la stessa parola, però c'entra un po' meno. Le informazioni sono delle notizie, dei fatti, delle conoscenze, eccetera, che possono venire distribuite in varie forme, senza con questo necessariamente agire sull'identità di chi le ascolta, le riceve, eccetera. Quando io ricevo l'informazione che a Milano la temperatura è di 32 gradi, oppure che la borsa ha fatto questo, oppure che la partita di calcio è andata in una certa maniera, oppure che le elezioni sono andate in una certa maniera, questo mi aiuta, può essermi utile, posso ricevere delle informazioni anche molto più complesse, molto più interessanti sulla storia, sulla scienza, eccetera, eccetera, ma in realtà l'informazione entra meno, ha una pretesa minore di entrare dentro e di dentro la persona che la riceve, e sono delle cose più, in qualche modo più oggettive. Non sempre quello che chiamiamo informazione è davvero informazione, spesso sono opinioni, spesso sono tentativi di manipolazione, spesso sono propaganda più o meno travestita, e questo accade abbastanza di frequente nel mondo dei media e dell'informazione, ma questo tipo di situazioni sono, per così dire, delle degenerazioni rispetto all'attività dell'informazione. Uno, se arriva in un posto, in un ospedale, in una stazione, in un aeroporto, eccetera, va all'ufficio di informazioni, non vuole sentirsi convincere che tutto va bene o che tutto va male, eccetera, vuole semplicemente sapere a che binario arriva il treno, o se l'aereo è in ritardo, oppure
come si fa arrivare al reparto di oftalmologia o qualcosa del genere. Quindi da questo punto di vista l'informazione è più oggettiva e sta più in superficie rispetto all'attività di formazione. Riguarda gli oggetti che vengono messi in comune e non riguarda l'attività di plasmare la persona. Comunicazione è una parola molto complicata e molto ricca, così facendo questo discorso rispondo anche in parte al nostro primo ascoltatore. Se uno guarda un dizionario, un vecchio dizionario, una volta per comunicazione si intendevano i mezzi fisici di comunicazione, cioè il trasporto delle cose, i treni, le navi, eccetera, eccetera. A un certo punto si è incominciato a parlare di comunicazione a proposito di tutte quelle attività in cui invece si trasferivano delle idee, dei pensieri, delle immagini, delle storie. E quindi si è pensato alla comunicazione come una grande attività di trasferimento, ma non necessariamente di trasferimento solo di informazioni. Per esempio, tutti quanti sono abbastanza d'accordo che l'arte possa essere comunicazione, o che il cinema possa essere comunicazione, o che ci possa essere una comunicazione musicale, anche se non danno delle notizie precise, ma costruiscono delle immagini, dei sentimenti, dei pensieri, eccetera. Via via la nozione di comunicazione si è allargata ancora. Quello che io proponevo nella prima parte della trasmissione era di tornare alla origine etimologica della parola. Comunicazione è qualche cosa che fa qualcosa, questo è il suffisso "zione", in italiano azione, deduzione, amministrazione, eccetera, eccetera, sono attività, ed è l'attività di rendere comuni delle risorse di tipo immateriale, cioè dei pensieri, delle emozioni, delle scelte, delle urgenze, dei sentimenti, anche delle informazioni. Naturalmente questa attività di mettere in comune viene fatta di solito da parte di qualcuno che crede, che è interessato lui per primo a ciò che mette in comune. Quindi il nostro primo ascoltatore aveva ragione. È evidente che se io comunico una esigenza politica, per esempio, penso che bisogna rimettere in sesto il paese, cambiare le cose come sono, mettere le cose in maniera diversa da come sono andate finora. Io sono il primo a pensarla in questa maniera, perché se no non faccio quella comunicazione, ne faccio un'altra. Se penso che bisogna per esempio occuparsi del restauro di una piazza, di una città, di un paese, evidentemente io sono interessato, sono convinto che questa cosa sia importante, che poi si vivrà meglio, eccetera, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista il nostro primo interlocutore aveva ragione, nel senso che molto, molto spesso queste cose riguardano il futuro e la cura per il futuro e la possibilità di decidere per il futuro. La comunicazione quindi è qualche cosa di molto generale in questo momento, di molto che avvolge tutti quanti. Alcuni hanno parlato, come c'è l'atmosfera, come alcuni parlano di biosfera, alcuni hanno parlato di semiosfera, cioè di una specie di ambiente collettivo in cui noi viviamo immersi, in cui ci sono tante idee, tanti pensieri, tante immagini, anche senza che noi ce ne rendiamo conto, e dominano il nostro modo di pensare.
spesso anche tante parole, no? Ci sono delle parole nuove che arrivano, che possono essere parole straniere o in qualche modo modi di dire che si sono imposti, ci sono delle figure, ci sono dei modelli di comportamento, dei modelli di persona che in qualche modo ci arrivano in vari modi, vedendo cosa fanno gli altri, sentendo i discorsi che fanno, vedendo cinema, televisione, giornali, radio, eccetera, in qualche modo di recente in rete. Un caso secondo me molto, molto chiaro di comunicazione, anche se un po' anomalo rispetto a quello che pensano coloro che la identificano con l'informazione, sono le mode. Le mode dei vestiti, no? Il fatto che quest'anno le ragazze si vestono non lo so, con delle magliette abbastanza corte in maniera tale da lasciare scoperta un pezzo di pancia, cosa che magari 10 anni fa sarebbe stato assurdo. Oppure però anche le mode alimentari, no? C'è stato un momento in cui se uno andava al ristorante dappertutto trovava i piatti con la panna. Adesso non si fa più, è passata la moda e piuttosto uno trova dappertutto, non so, la rucola, qualcosa di questo tipo. Anche queste cose sono elementi che ci circondano, che ci arrivano da tante parti, che ci arrivano da tanti esempi e che determinano il nostro comportamento. Se parliamo di cose più serie, delle magliette e della rucola, se uno pensa al modo in cui ci mettiamo in rapporto con grandi temi comuni come per esempio l'immigrazione, oppure da un altro punto di vista, io ho una certa età, se uno riflette come più o meno la stessa età del nostro secondo interlocutore, della seconda persona della telefonata, se uno pensa a come si pensava in generale il mondo delle relazioni fra le persone, delle relazioni effettive, diciamo, 50 anni fa e oggi, o anche 30 anni fa e oggi, uno vede che delle cose che sembravano o molto critiche o molto problematiche, non so, l'omosessualità o cose del genere, oggi hanno un altro atteggiamento. Poi uno naturalmente può avere tutte le posizioni diverse che crede, e però sono diventate in qualche parte del nostro orizzonte mentale, cioè le vediamo in pubblicità, magari le vediamo dai nostri amici o cose di questo tipo, mentre una volta non lo erano tenute nascoste o segrete o non dette, perché c'è stata una comunicazione che magari non era la comunicazione di uno, ma era una serie di comportamenti, di atteggiamenti, di modi di comportarsi, anche di discorsi, eccetera, che via via circolavano nel nostro ambiente e che ci facevano cambiare non tanto idea, ma ci hanno fatto cambiare atteggiamento. Cioè, c'erano delle cose, quando io ero un ragazzo il divorzio non c'era ed era una cosa molto scandalosa e molto guardata male, di cui non bisognava assolutamente parlare. Oggi è difficile pensare che non sia una cosa normale, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma di fatto, diciamo, una cosa molto, molto comune. E se uno dice che due persone hanno divorziato, magari lo dice con dispiacere, perché si è rotta una coppia, ma non lo vede come una cosa assolutamente strana e singolare, perché sappiamo che succede ed è stata molto tempo fa poi regolamentata da una legge. Allora, questo cambiamento di atteggiamento avviene attraverso 1000 fonti di influenza che sono comunicazione, e queste fonti di influenza hanno una importanza enorme per quanto riguarda gli atteggiamenti politici, nel senso proprio dei risultati elettorali, cioè la gente cambia idea
vede nuove esigenze, vede nuovi problemi, cerca di avere delle cose nuove, perché in qualche modo questo tipo di idee, di pensieri, di informazioni, eccetera, gli sono arrivate in molti modi diversi, in molte forme diverse, di cui le più importanti non sono i giornali, la televisione e la radio, ma sono i contatti con i propri amici, le persone che uno frequenta, il proprio ambiente, la propria famiglia, eccetera. Allora, da questo punto di vista uno può dire che sì, per concludere con la domanda del nostro ascoltatore e anche con questa puntata della trasmissione, sì, è vero, la comunicazione ha il potere di fare formazione sulla gente, anzi probabilmente è il modo è l'attività di formazione più importante che ci sia, quella che di più forma l'opinione pubblica, le menti, i pensieri, gli atteggiamenti, eccetera. Per esempio, rispetto all'attività che il nostro ascoltatore diceva di svolgere, cioè di volontariato rispetto a persone in difficoltà, diciamo con problemi cognitivi, se ho capito bene. Questa cosa è diventata importante proprio attraverso la gente è diventata consapevole di questi problemi e più rispettosa, credo, proprio attraverso dei fenomeni di comunicazione. Dopodiché non tutto è perfetto, la comunicazione può dire delle cose positive o delle cose negative, e però comunque è ciò che più di tutto forma il nostro modo di interagire socialmente, di essere dei cittadini, delle persone. Da questo punto di vista io credo che davvero tutto sia comunicazione, ogni atteggiamento, ogni cosa che facciamo viene vista dagli altri di comunicazione, e credo davvero la comunicazione consista nel mettere in comune il nostro modo di reagire al mondo. È una forma di coordinamento fra le persone, e fa sì che noi grosso modo siamo abbastanza simili, abbastanza paragonabili, abbastanza accettabili rispetto a tutti gli altri, perché ci muoviamo assieme in qualche modo non solo fisicamente ma anche mentalmente, cioè condividiamo una serie di idee, di pensieri, di passioni, eccetera. Lavorare su questo è una grande attività politica molto importante per chi ha davvero cura del futuro del nostro paese, della nostra collettività, eccetera. Io mi fermerei qui. Abbiamo discusso delle cose importanti, magari un po' astratte, ma credo che sia stato interessante e utile. Grazie davvero al professor Ugo Volli. Ci ritroviamo ancora la prossima settimana, professore? Ci troviamo ancora la prossima settimana, va bene. Grazie, buon ascolto con RPL. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto,